Parlavo di giovani studiosi che si affacciano all'interesse tommaseiano, ne abbiamo uno adesso, Bosco Gnesic, che non so pronunciare bene, dell'Università di Zara, la percezione del pensiero tommaseiano in Dalmazia tra 8 e 900, e Bosco è un infiltrato. Noi abbiamo infiltrato, abbiamo messo questo cuneo all'Università di Zara, in modo che gli studi tommaseiani possono procedere e possono infiltrarsi e moltiplicarsi. Anche lì tu sarai una testa di ponte importantissima. Grazie. E dovrai procurare nuovi adepti. Grazie, anche tu rispetto ai tempi, possibilmente. Certo, grazie. Buonasera a tutti. Ecco, lo scopo di questo mio intervento è quello di dare l'immagine di Tommaseo creatasi in Dalmazia a cavallo tra 800 e 900 in base a quanto ne fu scritto nei periodici dalmati del tempo. A tale scopo sono stati esaminati i seguenti giornali e riviste che venivano pubblicati dal 1880 al 1915. Il Dalmata, che usciva a Zara dal 1866 al 1916, poi Rivista Illustrata, che usciva sempre a Zara dal 1893 al 99, e la Cronaca Dalmatica, che usciva a Zara dal 88 al 89, del direttore Giuseppe Sabalic. Per ragioni pratiche, il materiale trovato è stato diviso in 3 parti. Primo, gli articoli sulla produzione di Tommaseo, poi gli articoli biografici e alla fine gli articoli sull'attività socio-culturale di Tommaseo, nonché sugli echi del suo pensiero nel contesto socio-politico in Dalmazia a cavallo tra 800 e 900. Per quanto riguarda l'attività giornalistica, si tratta piuttosto di giornali e riviste in lingua italiana, che riflettono la situazione geopolitica in Dalmazia, che ancora fa parte dell'impero austro-ungarico, ma la cui maggioranza slava accampa in un modo chiaro ed inequivoco le pretese sempre più forti all'unione con la Croazia. I giornali dell'indirizzo politico, come il Dalmata, cercando di mantenere in vita l'idea della supremazia della cultura italiana in Dalmazia, si servono della figura di Tommaseo, ormai scomparso da parecchi anni, proclamandolo il banditore dell'italianità sulla sponda orientale dell'Adriatico, mentre quelli culturali, in base ai temi prevalenti, mantengono un equilibrio tra le aspirazioni slave e quelle italiane. Tra gli autori pubblicati dal Dalmata spicca il nome del sebenicese Paolo Mazzolenni, fondatore del Teatro Lirico di Sebenico, amico di Tommaseo e fedele seguace delle sue idee. Il grande interesse che Mazzolenni mostra per il vasto campo dell'attività policentrica di Tommaseo unisce tutti e 3 gli aspetti di questa ricerca. Gli articoli di Dante Alighieri nel 26° anniversario della morte di Niccolò Tommaseo e San Girolamo e Niccolò Tommaseo nel 99° anniversario della nascita del secondo sono il tentativo di un collegamento spirituale dei destini comuni che si sono incontrati in un immaginario collettivo dalmata di Dante, San Girolamo e Tommaseo. Nel primo articolo Mazzolenni riporta un brano del secolo di Dante di Tommaseo. Cito: «Per le terre d'Italia che ricettarono un profugo, corre la gloria a baciare le sue vestigia, interroga i monumenti, le storie, le tradizioni per poter dire: qui stette Dante Alighieri. Leggere Dante è un dovere, rileggerlo è bisogno, sentirlo è presagio di grandezza». Le frasi rivolte a Dante, dense di simboli e di tragica esperienza personale, sono infatti il vox clamantis in deserto di Tommaseo, che piange il proprio destino dell'esule eterno. Il poema dantesco, scritto in Italia e commentato in Dalmazia da Tommaseo, diventa l'aureo anello del vincolo che congiungerà le 2 sponde adriatiche unite da secoli dalla storia e dalle tradizioni. Tommaseo, che nel primo articolo si è meritato di essere paragonato a Dante nella, cito, conformità di spirito e somiglianza di carattere e nobiltà, nel secondo articolo, nella potenza dell'ingegno e nella fede religiosa e nella conoscenza profonda delle lingue e nella nostra dottrina e nella parola incisiva e nella povertà dignitosa e nella fierezza indomita del carattere della dalmatica lealtà,
diventa infatti l'incarnazione di San Girolamo che simboleggia l'amore indissolubile tra l'Italia e la Dalmazia. Oltre alla devozione alla vita cristiana e ai valori tradizionali che sono radicati profondamente nell'anima dei due grandi, Mazzoleni illustra il loro lato profano, richiamando alla memoria i momenti deboli in cui Tommaseo e San Girolamo non riuscirono a resistere alle tentazioni del cibo. Ecco un bel esempio di San Girolamo. Mazzoleni, che tutta la sua vita rimane coerente al pensiero tommaseiano della fratellanza dei popoli che mutualmente s'aiutino all'acquisto delle proprie libertà, nei suoi articoli cerca di illustrare gli stretti rapporti che Tommaseo manteneva con gli scrittori di tutte le nazionalità e di tutte le provenienze politiche. A tale scopo vengono pubblicati gli articoli sulle relazioni di Tommaseo con Luigi Carrer, Rosmini, Caponi, Carducci, Stefano Grosso, Stefano Conti, il vescovo croato Strossmayer e tanti altri letterati slavi. Gli articoli in questione, però escluso l'articolo intitolato Luigi Carrer e Niccolò Tommaseo, in cui Mazzoleni segnala il contenuto inappropriato delle strofette alla buona sora Niccolò Tommaseo di Carrer, che secondo lui tematizzano il Tommaseo in una maniera indegna, sono una vera e propria raccolta di diversi testi di valore letterario, artistico, poetico e politico che rispecchiano, almeno in parte, le fondamentali idee espresse dal grande ingegno creativo di cui fu dotata l'anima di Tommaseo. All'ingegno e all'animo di Niccolò Tommaseo Mazzoleni dedica l'omonimo articolo pubblicato a 7 puntate nel Dalmata. Si tratta infatti del discorso pronunciato in occasione del 30° anniversario della morte di Tommaseo al teatro di Sebenico e che in forma di una saga familiare si apre nella casa del negoziante sebenicese Tommaseo e sua moglie Caterina Kevesic, annunciando in una maniera dantesca la nascita del grande. Dice Mazzoleni: spuntava l'alba del 9 ottobre e nella casa di Tommaseo, negoziante autorevole della nostra città, si diffondeva una letizia insolita, poiché in quell'ora la degna consorte di lui, Caterina Kevesic, aveva dato felicemente alla luce un bambino. L'articolo in questione rappresenta un percorso di formazione professionale e privata di Tommaseo, vale a dire una biografia le cui pagine sono state scritte da tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di seguire le orme di Tommaseo o di essergli vicini. Accanto alla moltitudine di quelli per i quali Tommaseo rappresentava l'indiscutibile autorità spirituale e letteraria, c'era un numero assai minore di coloro che, come Niccolini, non tolleravano il carattere di Tommaseo, a volte aspro e ruvido. A tale proposito Domenico Giuratti scrive: «Non si critica mediante profondi argomenti peregrini a tutti sfuggiti, uomini celebri come Foscolo, Leopardi, Gioberti, Niccolini, Giusti, senza accumulare sul proprio capo una massa di antipatie, l'odio dei toccati, le irre degli ammiratori». Gli articoli biografici, oltre a trattare Tommaseo, che deve il suo elemento dominante e distintivo alla cosiddetta specificità dalmata, si tratta infatti del concetto tommaseiano che si riferisce al carattere impulsico dalmata che è caratterizzato dall'esplosività, ma anche da un cuore mite e umile, dall'esuberanza del sentimento, passione e capriccio. Nei tempi della svolta politica del partito autonomista, prendono spunto da questioni dell'appartenenza nazionale e linguistica. L'autore anonimo dell'articolo intitolato «Di che nazionalità fu Tommaseo?» cerca di dimostrare l'italianità di Tommaseo nell'ambito del suo mondo della letteratura e a tal proposito scrive invece quanto segue. Infatti si appartiene a quella nazionalità nella cui lingua si pensa. Ora si può ammettere che chi scrisse il dizionario, il grande vocabolario della lingua italiana, il commento estetico della Divina Commedia, senza ricordare 100 altre opere, non pensasse italianamente. Come afferma Bruni, le opere di Tommaseo, scritte prima del 1861, non si riferiscono al concetto geopolitico d'Italia, che come tale ancora non esiste, ma piuttosto alla realtà linguistica e culturale d'Italia del tempo.
È assolutamente da mettere sullo stesso piano il rapporto di Tommaseo con il popolo slavo, le cui caratteristiche sovranazionali erano ben preservate nell'ambito della letteratura popolare, segnalata dalle avventure dell'eroe nazionale slavo Marko Kraljević, il quale da De Micheli, nell'articolo intitolato Sulla poesia popolare, tra l'altro, viene definito la variante slava di Cid spagnolo o re Artù britannico. Con l'opera intitolata Un vecchio calogero, un contributo notevole alla letteratura slava, Tommaseo si merita di essere chiamato lo scrittore slavo. La novità dell'opera in questione sta nel fatto che Tommaseo non osserva più lettere slave dall'altra parte dell'Adriatico, ma diventa attivo partecipante che condivide tutte le avventure e sventure del popolo slavo. A partire dal battesimo illirico nel 1839, tutte le opere di Tommaseo, che hanno come il motivo di base la mitologia o la tradizione slava, incluse anche le opere scritte in italiano, ma con i protagonisti dell'anima slava, fanno parte del patrimonio letterario slavo. Così, Rivista Illustrata, dal 1894 al 96, riporta una serie di traduzioni della poesia popolare slava con i commenti di Tommaseo. Per ragioni pratiche riportiamo i titoli di solo alcuni, ad esempio La madre di Marko Kraljević, Marko il Bizzarro, Marko e Vuko Generale, Il traditore di Kosovo, Il capo di Lazzaro, Il Banu Straini e così via. La presenza dei motivi slavi nei contributi pubblicati nella rivista Illustrata sono la prova inequivocabile della persistenza delle idee tommaseiane nell'ambito multiculturale dalmata anche dopo il conflitto italiano-croato del 61 e dopo la famosa polemica tra Tommaseo e Nodilo del 62, pubblicata nel Nazionale e nella Voce Dalmatica. Sulla stessa scia di pensiero rimangono i contributi pubblicati nella Cronaca Dalmatica di Giuseppe Sabalic, che oltre alcune lettere di Tommaseo dirette a Mazzolenni, Sabalic e Rosmini, pubblica gli articoli sulla produzione letteraria e linguistica che rispecchiano la grande reputazione che Tommaseo godò nei circoli slavi e italiani. Il numero dei giornali e delle riviste culturali pubblicate nei primi anni del secolo XX diminuisce e con esso anche la presenza dei temi e dei motivi slavi. Con la prevalenza dei giornali politici, i temi slavi vengono menzionati quasi sempre in contesto negativo. Qui includiamo anche gli articoli sulla letteratura slava che, secondo i critici del Dalmata, ed a contrario di quanto ne pensa Tommaseo, non ha ancora raggiunto il livello linguistico e letterario che gli permetterebbe di esprimere i concetti e le idee nobili. L'articolo intitolato Il pensiero di un grande, pubblicato dal Dalmata, discute il rapporto di Tommaseo con gli slavi. Dopo aver constatato l'affetto che Tommaseo più volte provò ed espresse nei confronti del popolo slavo, riconoscendo agli slavi il pieno diritto di coltivarsi nella loro lingua, l'autore si pone la domanda: perché il grande amava il popolo slavo più dei patriotoni che lo sfruttano, più di panamisti e degli scorticatori? Preservare la lingua in Dalmazia, come afferma l'autore, diventa il santo dovere degli Iten Dalmazia, senza però mettere in pericolo i diritti degli slavi. Così l'Avvenire di Spalato di Antonio Baiamonti, tra l'altro, nel suo programma mira a, cito, diffondere la civiltà latina senza avversare le aspirazioni degli slavi. Oltre al nome slavo, accettato con tolleranza da parte di alcuni autori, grazie appunto a Tommaseo, che afferma che il patrimonio culturale dalmata sia l'eredità comune della comunità slava e quella italiana, cito, l'odio dei dalmati slavi contro i dalmati italiani è odio suicida, il nome croato suscita numerosi commenti negativi ed ironici. L'articolo intitolato Come pensasse Tommaseo spiega le distinzioni tra questi due concetti, secondo le quali il nome slavo sottointende la popolazione non romana della Dalmazia, mentre il nome croato indica un popolo semibarbaro famigerato per i suoi sentimenti filo-austriaci. Dopo il 48 e 61 ed il tentativo fallito dell'unità della Dalmazia alla Croazia, Tommaseo, osserva l'autore, sviluppa l'atteggiamento assai negativo nei confronti dei croati, dei quali tra l'altro scrive: «Croati, il vostro nome è odioso». Oggi, a distanza di quasi 200 anni, si può affermare con sicurezza che la pietra d'inciampo nei rapporti di Tommaseo con i croati non era la questione di nazionalità, bensì il nome croato, che alla metà dell'Ottocento suscitava i sentimenti negativi.
A tale proposito, nel 48, Tommaseo scrive: «L'abisso è già aperto, non da voi, sì per vostra cagione croati. In nessun paese forse del mondo vivevano sulla terra medesima uomini di lingua diversa e umanimi tanto. Chi è che di subito ci divide? Il tuo nome, o Croazia». L'unione della Dalmazia alla Croazia, secondo Tommaseo, sarebbe dannosa se nella futura comunità nazionale prevalesse il marchio nazionale croato che, oltre ad rafforzare l'elemento tedesco, a discapito di quel italiano presente in Dalmazia da secoli, potrebbe attirare l'ira per eventuali misfatti croati. Dal 1908 e 15 è in costante aumento il numero degli articoli polemici tra i giornali italiani, in primo luogo il Dalmata e quelli croati, il Nazionale di Zara, la Parola croata di Sebenico. I giornali croati pubblicano numerosi articoli sul Tommaseo croato ed alcuni, come ad esempio la Parola croata o Hrvatska riječ, dimostrano un atteggiamento assai negativo nei confronti del suo concittadino. L'articolo intitolato Starežine talijanske, discutendo la necessità dell'uso della lingua italiana in Dalmazia come fattore di identità, conclude: Staračac talijanski gadi nas što u gradu Nikole Tommasea ne shvaćamo što je to talijanska kultura. A on ne razumije da nam baš ovaj prigovor daje pravo. Mi od Nikole Tommasea imademo mjedeni kip, a Taljani njegov rad, plod njegovih truda, njegovih misli. Nama tvari, njima duh. Il vecchietto italiano ci rimprovera che noi, concittadini di Niccolò Tommaseo, non sappiamo cosa sia la cultura italiana, ma egli non capisce che proprio questo suo rimprovero ci dà ragione. A noi di Tommaseo ci è rimasto solo il monumento in bronzo e agli italiani la sua opera il frutto del suo ingegno. A noi la materia, a loro il patrimonio spirituale. Nello stesso anno il Dalmata pubblica l'articolo Niccolò Tommaseo e del suo cognome, in cui Paolo Mazzolenni, servendosi degli opuscoli di Tommaseo, i nomi e le schiatte, e il serio del faceto, nega le dichiarazioni del professor d'Ancona e grazie a Dio Ascoli sulla forma originale del cognome Tommaseo, che secondo i due studiosi era Tomašić o Tomašev. Di particolare interesse sono i contributi letterari, spesso in forma di poesia, di scrittori o poeti più o meno conosciuti, dedicati a Tommaseo o al suo monumento a Sebenico, che a causa della mancanza di una sepoltura in Dalmazia diventa la meta del pellegrinaggio dei Dalmati. Tra le poesie d'occasione dedicate a Tommaseo menzioneremo la poesia poco conosciuta di Luca Poduje, pubblicata dal Dalmata. Con affetto e serenità vengo a dirvi la verità, della mia lingua cari non val al mondo d'essa pari. La da Dante ben descritta, da Manzoni poi pulita, Tommaseo nella vita, coi sinonimi arricchita, ma ancora snaturata nel scrivere un po' sta. La poesia, pur essendo priva di valore artistico ed estetico, testimonia la presenza del pensiero tommaseiano anche nei circoli meno colti. Nella poesia del titolo simbolico Rocca Crociata, pubblicato nella rivista Illustrata, dell'autore Dalmazio Liburnico, che offre un percorso della storia dalmata dai tempi del re Bella d'Ungheria fino alla dominazione veneta. La Dalmazia, con la sua storia travagliata, identificata con il motivo dantesco dell'ostello, rimpiange la gloria dei comuni e la veneta bandiera sostenuta da Tommaseo. Come è già stato accennato, il monumento a Tommaseo, opera dello scultore Ximenes, eretto nel 1896 a Sebenico, nelle vicinanze della casa natale di Tommaseo, suscita tanto interesse da parte dei giornali croati ed italiani. Il monumento assume un importante ruolo didattico che per la sua collocazione centrale testimonia la grandezza del pensiero conciliante tommaseiano. Nell'articolo Voti di conciliazione, pubblicato dal Dalmata, il consigliere spalatino Giuseppe Piperata vede nel monumento a Tommaseo l'unità del popolo slavo e quello italiano in Dalmazia. Il fatto è che il monumento a Sebenico è stato realizzato grazie ai finanziamenti di tutti i cittadini di Sebenico e delle altre città dalmate, senza distinzioni di lingua, nazione o appartenenza politica. Così Paolo Mazzoleni, nel suo libro intitolato Niccolò Tommaseo e il suo monumento in Sebenico, riporta la lista degli oblatori insieme all'importo versato. È interessante notare che tra i primi oblatori
troviamo i nomi di Ante Šupuk, Antonio Šupuk, podestà di Sebenico e membro del partito croato. Oltre ad essere la meta del pellegrinaggio, dopo il 1901 il monumento a Sebenico diventa un interlocutore muto, considerato quasi una coppia di Tommaseo in bronzo, a cui non è data la possibilità di polemizzare. Di conseguenza vengono pubblicati gli articoli rivolti non più a Tommaseo, bensì al suo monumento, incapace di opporsi a coloro che ovviamente non fossero più sulle orme del suo pensiero. La figura retorica usata in questi articoli è l'apostrofe. Gli articoli degli autori croati insistono sulla croateria di Tommaseo, così ad esempio nel dispaccio del comune di Sebenico, tra l'altro si legge: a Tommaseo come croato abbiamo noi croati a Sebenico innalzato a nostre spese il monumento, mentre quelli italiani trascurano la slavicità di Tommaseo e il suo ruolo nel movimento ilirico. Così nell'articolo La culla del Rinascimento dalmata, l'autore, nella sua descrizione di Sebenico, si sofferma davanti al monumento e dice: di fronte alla marina, nel giardino pubblico, serge nel bronzo di Ximenes la veneranda figura del Tommaseo, simbolo e gloria dell'italianità dalmata. Si può concludere che gli articoli pubblicati negli anni 90 del secolo XIX e dei primi anni del Novecento rimangono fedeli all'idea della nazione dalmata invocata da Tommaseo, mentre gli articoli pubblicati dopo il 1904 e 5, in conformità con il predominante clima politico, si allontanano in gran parte da essa. Vitaliano Brunelli, nell'articolo intitolato Un referendum, pubblicato dal Dalmata, ripudia il pensiero tommaseiano affermando che il periodo di convenienza pacifica dei due popoli in Dalmazia sia una cosa del passato. Il sogno del Tommaseo, che ignorava la stampa nostra e credeva nella fratellanza fra italiani e slavi, si è dileguato irreparabilmente. Sotto la suggestione di quel sogno, noi e con noi il Tommaseo salutamo plaudenti nel 48-49 la prima entrata nei nostri ginnassi della lingua slava come materia obbligatoria, ma poco di poi il Tommaseo fu malmentato dagli slavi peggio di un facchino. I nostri ginnasi italiani diventarono bilingui e da ultimo, meno quello di Zara, furono tutti slavizzati. La politica del genere, la cui massima conseguenza è la sorte che subì il monumento a Sebenico del 45, influenzò in modo significativo la percezione del pensiero tommaseiano in Dalmazia, specialmente nei circoli slavi, che purtroppo non vedono più nel Tommaseo il protettore delle loro idee nazionali e culturali. Grazie.